Le persone in fuga dall'Ucraina arrivate alla frontiera di Trieste sono ormai migliaia. Non a caso il presidente Luca Zaia ha ipotizzato nel solo Veneto fino a 50.000 ingressi. Di fronte a questi numeri le prefetture si stanno attivando per far trovare il proprio territorio pronto e per domani pomeriggio alle 15 il prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, ha convocato in teleconferenza sindaci, forze dell'ordine, ULSS 2, Caritas e autorità scolastiche. È probabile che decine di migliaia di persone attraversino il confine arrivando in Italia, i nostri confini quindi, e anche noi dobbiamo prepararci. Proprio per questo domani abbiamo un incontro con tutti i sindaci e gli altri enti interessati, azienda sanitaria locale, questura, Caritas, per attrezzarci nel miglior modo possibile per poter ospitare al meglio le persone che arrivano. Un esodo, sottolinea il prefetto, già iniziato nei giorni scorsi nella Marca. Le immagini di donne, bambini e anziani che si ricongiungono a parenti o familiari sono ormai quotidiane. Sono alcune centinaia quelle arrivate, è un dato che peraltro incredibile perché inaspettato, sono arrivate con mezzi propri e stiamo conducendo il censimento di queste persone, peraltro tutte quante sottoposte già ad accertamenti sanitari e tampone. Dall'effettivo numero dei profughi in arrivo dipenderà anche la formula di accoglienza da mettere in pratica. Credo che la miglior condizione per poter assorbire queste persone, anche se per un periodo di tempo limitato, magari vogliono tornare nel loro paese, sia quella dell'accoglienza diffusa. Certo che di fronte a grandi numeri una risposta noi la dovremo dare e potrebbe passare anche da centri di certe dimensioni. Riunione quella che domani coordinerà la prefettura, a cui parteciperà anche la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Barbara Sardella. Il 40% di chi sta fuggendo dalla guerra, secondo le associazioni che si occupano di minori, da Unicef a Save the Children, è rappresentato da bambini e ragazzi per i quali si aprirà anche il tema dell'inserimento scolastico. Ovviamente sappiamo che nelle classi ci sono i distanziamenti, c'è un tot numero di bambini che le frequenta, ci sono delle regole importanti alle quali va derogato ovviamente con uno strumento che può essere effettivamente un'ordinanza. Ovviamente non è una cosa che può fare d'amblè direttamente il sindaco e quindi anche su questo dovremmo anche confrontarci rispetto a questo, oltre che alle mamme, che quindi sarà necessario ovviamente con la collaborazione anche del CPIA avere un servizio di intermediazione linguistica che potrebbe ovviamente coinvolgere.